È un nuovo anno che inizia, un nuovo girone che inizia tra chi lotta per tenersi stretta questa categoria e chi invece sogna e vuol sognare di lasciarla. Amici di Sportisili, buon anno nuovo, bentrovati al campo sportivo Enrico Fermi di San Vitolo Capo. Questa è San Vitolo Capo Tremme Palermo, prima giornata di ritorno del campionato di Serie C1 Girone A di futsal siciliano. Prende il via San Vitolo Capo Tremme, prende il via il girone di ritorno della Serie C1 di futsal. Tanto subito attacco vivo per il Tremme, tiro di Runfolo, deviato e messo in calcio d'angolo. Rinvio da parte di Lobianco, ma è ancora assedio Tremme. Calvaruso al tiro e la palla fuori di pochissimo, occasionissima. Ha faticato Calvaruso. La Rosa prova a puntare, la Rosa va sul fondo, la Rosa incrocia col sinistro, la palla esce di pochissimo, occasionissima per Aleandro La Rosa. Qui in qualche modo ha rimediato al suo stesso errore. Calvaruso ha faticato, ancora faticato, il goleador che non ti aspetti, sblocca la partita per il Trem che dai e dai alla fine riesce a bucare la difesa del San Vito. È 0-1. Battuta lunga di Lobianco, Allegra controlla, ha faticato dopo averlo quasi lasciato controllare. La Rosa dall'altra parte, serie di finte su Lobianco, la Rosa, altra finta, la Rosa! Dopo aver fatto tutto bene, gli è mancato soltanto il gol. Testa Lobianco, arriva per primo Allegra e disorienta Ricotta, Allegra 1 contro 1, Allegra di punta, ancora affaticato. E allora riparte il Trem con Ricotta, tutto gas Ricotta, respinge Voltaggio a costruire il gioco, merito senza dubbio degli ospiti che fin qui non stanno concedendo nulla. Ha faticato, col controllo in corsa colpisce il palo, era rimasto fermo qui Giovanni Voltaggio. La Rosa, spazio ancora per affaticato, sta provando a sfruttare tantissimo quest'arma il Tremme. Ricotta con la respinta, un po' di Lobianco, un po' di Voltaggio. Viene incontro Cottone che riceve, ancora affaticato, serve la Rosa. La Rosa col blocco di affaticato finge di calciare, manda per le terre Voltaggio, poi prova a piazzarla e la palla è uscita veramente di centimetri. L'intercetto da parte di Fuschi e prova ad andare, corre la Rosa davanti a Voltaggio che lo ipnotizza e nega il pareggio, ma attenzione a Voltaggio dall'altra parte. La Rosa, altra giocata individuale, la Rosa cerca di liberarsi, la palla esce ancora di pochissimo. Ma ci sono state anche circostanze in cui è stato anche sfortunato. Qui intanto il gol di Lucido all'improvviso, beffata la difesa del Trem, ci ha creduto Lucido che ha battuto Virruso e parità. Defilato, prova a metterla dentro, non c'è nessuno però a riempire l'area del Trem e allora riparte il San Vito. Voltaggio guarda la porta perché la può cercare, per poco non la trova e per poco non trova anche Pappalardo, occasione San Vito. Cerca Runfolo e spalla alla porta il pivot del Tremme. Palazzotto, De Lisi si defila contro Voltaggio, la respinta di Giovanni Voltaggio. De Lisi prova a puntare Liparotti, ancora De Lisi, il blocco di La Rosa, destro di De Lisi, la palla smanacciata fuori da Voltaggio. Palazzotto a calciare, il miracolo di Voltaggio, angolo. Voltaggio, poi Liparotti cerca di passare ma si gioca. La Rosa accelera, la Rosa sinistro, Calvaruso con l'appoggio vincente, torna in vantaggio il Trem e 2-1 il tap-in di Calvaruso. Su di lui Lobianco che ha il problema di girarsi. Antonio Voltaggio gliela porta via Calvaruso che poi prova a servire in mezzo, la Rosa e la rete del 3-1. Aleandro La Rosa dopo la giocata in pressione da parte di Calvaruso. 3-1 Trem. Bonus del tiro libero e di partita da giocare ancora ce n'è e neanche poca. Conclusione intanto di Voltaggio, bravo qui Virruso a distendersi. Preso in controtempo Calvaruso, allora la ripartenza di Mazzonello che guarda la porta, la cerca e per poco non la trova, ad un passo dal gol il San Vito.
Tanto ancora barriera scomposta, c'è il fischio, voltaggio per Allegra che colpisce la traversa. E qui il primo vero grande squillo di Allegra, mentre attenzione alla Rosa che scucchiaio colpisce il palo, arriva Cottone, respinge voltaggio. È successo di tutto in 15 secondi. Allegra prova a passare, arriva Mazzonello, davanti a lui c'è Runfolo, Mazzonello in qualche modo la tocca per Allegra, Allegra con la palla che va fuori di nulla. Rosa prende anche questa, a puntare lo bianco, questa volta in velocità, il dribbling di La Rosa che si presenta in porta, non la trova però, colpisce l'esterno della rete. Dall'altra parte La Rosa, Runfolo, Cottone è affaticato a protezione di Virruso. Allegra subito a cercare Pappalardo, palla dentro e l'autogol di Cottone subito raccoglie i frutti del power play il San Vito che si porta a -1 adesso. Pappalardo, occhio che si è sganciato Allegra, la palla è per lui, Allegra in qualche modo, poi Virruso va a calciare verso la porta, la parata di Lo Bianco e qui cartellino in mano per il direttore di gara, rosso per Lo Bianco. Rigore 3M, Aleandro La Rosa contro Giovanni Voltaggio. C'è il fischio, la rincorsa di La Rosa e il destro che spiazza Voltaggio. Torna sul +2 il 3M con Aleandro La Rosa. Cottone, verticale per affaticato, tutti fermi in casa San Vito, affaticato, l'uscita in 2 tempi, però la palla è ancora buona. Cottone, affaticato entra in area, cerca lo spazio per calciare, non lo trova, la palla va fuori, ma è finita la partita, ha vinto il 3M che dunque inizia con un successo. Il 2025 è battuto un volitivo San Vito Lo Capo col punteggio di 2-4.